Allora, siamo qua col professore De Stifo dell'Università di Messina, un grande antinucleare. La situazione in Sicilia in questo momento, professore, come si evolverà queste proposte del Presidente della Regione di fare una centrale nucleare? Sono minacce, sono... Da una parte credo che Lombardo voglia aderire a questa linea della riproposizione del nucleare, però dall'altro lato sa benissimo che tutto questo incontra un'opposizione fortissima da parte di qualsiasi popolazione siciliana, perché tutta la campagna di informazione fatta negli anni '80, che poi portò al referendum con cui pensavamo di esserci sbarazzati del nucleare, ha lasciato delle tracce di conoscenza e di timore. Quindi quando si dice che addirittura se ne dovrebbero fare due, che si comincia a fare il nome di qualche sito, tipo Palma di Montechiaro o Termini Imerese, è evidente che lì nasce immediata una reazione, un allarme, e di tutto questo il governatore Lombardo deve tenere conto. Quindi c'è qualche difficoltà su questo progetto. Poi c'è la difficoltà dell'approvvigionamento idrico, perché una centrale nucleare appunto ha bisogno di molta acqua potabile, tantissima acqua potabile, in una regione piuttosto siccitosa, dove l'acqua non viene garantita a tutti, dove fra l'altro l'acqua si vorrebbe pure privatizzarla. Sarebbe simpatico questo scontro, no? Tra privati del nucleare, privati dell'acqua, privati della mafia. C'è un terreno molto interessante. Un bel dibattito veramente. E l'area di Termini Imerese è interessata da una crisi riguarda l'automobile. La Fiat vuole togliere questo stabilimento per costruire macchine simili in Polonia. Com'è questa situazione rispetto al ricatto nucleare della fabbrica del nucleare, che ci costerebbe manodopera e tutto il resto? È il solito ricatto? Sì, appunto, niente di nuovo. Sempre più grave questo ricatto, perché ci fanno il cambio di una fabbrica con una centrale. Sì, invece di approfittare della crisi per rivedere il modello di sviluppo e indirizzarlo, come sta succedendo in tante parti del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, verso la cosiddetta green economy, no, invece di fare questo si continua con questa una forma del ricatto che risale agli anni '50. Ora manca solo qualcuno che venga a dirci di imparare bene le lingue e andare in giro per il mondo. Ci manca questo. A tradurre le istruzioni. Tra l'altro Berlusconi l'aveva promesso che avrebbe fatto tutte le I, vi ricordate tutte le I di Berlusconi, idioti, e c'era anche inglese, no, tra quelle I. Poi in questo frattempo tagliavo i professori, ma insomma. Qua siamo a Messina in Sicilia, qua siamo veramente nel centro del Mediterraneo, dove il sole batte 300 giorni all'anno, centrali a energia solare si contano sulle dita di una ce n'è una sola seria, ce n'è ad Augusta, che lavora sulle idee di Rubbia, del premio Nobel, e per il resto no, ma la Sicilia è molto grande, non è solo Augusta. Potremmo sperimentare tante altre cose, fotovoltaico, correnti marine. Che fine ha fatto il Cobalt che abbiamo sperimentato nello Stretto di Messina? La turbina che produce energia elettrica con le correnti sottomarine. Gratis. Ne è rimasta una in prova qui nello Stretto, che accende un paio di lampade la sera e poi facciamo sperimentazione che poi però non trova applicazioni, mentre sarebbe interessante fare abbiamo università che possono fare questo e anche altro, tanto per ricordare la ricerca che stanno facendo sull'idrogeno nel CNR di Messina, che sono arrivati a un livello di studio molto avanzato, però mentre a Torino già circola un pullman a idrogeno, in Sicilia ancora non abbiamo visto nessuna. Praticamente noi facciamo la ricerca e ci mancano le applicazioni. Ci mancano le industrie ovviamente, non ci applichiamo. Questi studi in risultati utili. Infatti.
Vabbè, nel frattempo abbiamo i tagli alla ricerca, ma è una situazione molto interessante. Io sono contento di vivere quest'epoca, perché si potrebbe aprire una prospettiva completamente nuova. Giallo, rossa, sicula e verde, che giallo, rosso e verde potrebbe essere una bella bandiera, oppure potremmo andare direttamente verso il nero più profondo. Cioè lei diciamo. ci sta dicendo che vede un futuro per la Sicilia Certo più che lo vedo. giallo-rosso che verde? Lo vedo giallo, rosso e verde. Giallo, rosso e verde. Complimenti per questa sua proposta. È una proposta oppure È un'idea un'idea solare, diciamo. un'idea di oggi? Va bene, qui siamo al mercatino biologico, quindi questa idea la possiamo anche lanciare Sì. in grande stile. Grazie professore. Prego, non c'è di che.